in quanti e cosa state facendo mentre ci I ascoltate. registi hanno potere di studio naturale. Sì. Per i più megalomani
catalanesca, hai ragione, scusa, sai che io a volte ho delle digressioni sulla fedeltà alla linea. Tu hai qualcosa secondo te da proporre come sottofondo, oppure vogliamo come aprire sottofondo? Oppure vogliamo aprire anche un po' la Apriamo linea? un pochino le linee. Perché avevamo anche una domanda da fare. Di musica qui ce n'è finché ne vuoi, però Avremmo anche una domanda, no? anche due. Perché abbiamo detto, tanta gente verrà uno per uno, raccontateci le gocce, ma tutti quelli che hanno già fatto tante manifestazioni, non vorrei che adesso noi ci mettiamo a fare, capito, quella come la posta del cuore, o la posta del cuore, o due la cosa del tipo la pecorella smarrita, e le altre 99, cioè no, capito? Io sono sempre stato dalla parte delle altre 99, che secondo me il pastore è tornato con la pecorella smarrita e c'era solo la pecorella smarrita e se l'è mangiata. Questa esatto. Quello che chiediamo invece a tutti coloro che hanno una certa dimestichezza di manifestazioni, non importa che siano manifestazioni della Lega, anche se possiamo presumere che queste siano la maggior parte, allo 02 66 20 35 29 noi apriamo le linee tra poco e vorremmo così un ricordo da parte vostra di quale manifestazione magari vi ha emozionato di più, ma ancora meglio un aneddoto, una cosa simpatica che è successa, una cosa che ha reso magari una giornata di essere tutto un incontro. Poi insomma le manifestazioni della Lega sono notoriamente un luogo dove si fanno anche incontri bizzarri, quindi se volete diciamoci anche qual è stato il momento più bizzarro di una manifestazione della Lega che avete vissuto, se vi va. Dove ci si incontra, ci si rincontra, succedono cose a volte straordinarie. Io ricordo di te che correvi con una bandiera in circolo a Pontida all'interno dell'area tende. Su Pontida erano le 3 di notte. Non si può dire cosa succede. Cioè, ciò che rimane a Pontida, ciò che si fa a Pontida rimane a Pontida, come Las Vegas, capisci? Comunque abbiamo Fabio, il 52 da Roncadelle, diversamente occupato ci sarò. Cosa significa diversamente occupato? L'ho voluto leggere perché sono curioso. L'importante è che ci sarà, poi probabilmente che sia occupato. Esatto, in quel diversamente occupato c'è tutta una storia che se vuoi Fabio ci puoi raccontare ancora sia per SMS oppure telefonandoci allo 02 66 20 35 29 invece un aneddoto per chi di manifestazioni ne ha già masticate tante, la cosa più strana che vi è successa, la cosa più curiosa. Abbiamo il primo che si butta. Pronto? Sì, pronto. Io sono Nuccia da Conturbia, provincia di Novara. Ciao Nuccia. Benvenuta. Sì. Salve Marco, bravissimo, sei bravissimo. Ascolta, io sono stata a Roma. Il Nerone Express? Sì, è stato bellissimo. Eravamo in tantissimi. E il corteo non iniziava mai. Ma quando è che si inizia? Quando è che si inizia? Mamma mia, c'era già Bossi che parlava. E non era ancora iniziato il corteo? No, era già iniziato, ma eravamo talmente in tanti che noi che eravamo indietro, diciamo così, e diciamo, ma quando inizia? È stato magnifico. Grazie Nuccia, grazie Nuccia. Aspettando Godot. Esatto. Ma poi c'è sempre quel momento nelle manifestazioni in cui non iniziano. È una delle poche cose nella vita che prima del momento dell'inizio c'è il non inizio. Abbiamo però un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Marco da Brescia. Ciao Marco. Buongiorno Marco. Volevo dire una cosa. Il signor Toni, io l'ho sentito, è un grande. E anche un grande Salvini. Grazie Marco. Il mio segretario nazionale. Grazie Marco. Grazie del contributo. Io ci sarò alla manifestazione del 18 ottobre. Grande Marco, allora ci vedremo in Piazza del Duomo. Grazie mille. Grazie mille Marco. Insomma, sia il fatto che ci sarete, però per quello noi vi chiediamo l'SMS non per caso, perché poi ci è veramente più facile, anche quelli che non leggiamo, comunque riuscire a trasportarli o sui social network o sul giornale, eccetera. Qui proviamo invece a raccogliere qualche aneddoto di chi di manifestazioni ne ha fatte tante e ci vuole raccontare una cosa che si porta nel cuore, un ricordo scherzoso o meno, anche momenti pericolosi. Anche momenti thrilling. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda.
Sì, allora, sono Roberto da Vimercate. Anch'io c'ero a Roma, però facevo una riflessione. Io c'ero anche sul Po, io, la mia famiglia, le mie figlie, una manifestazione bellissima, poi i giornali hanno scritto che eravamo 4 gatti, ma eravamo in tantissimi. Comunque io dico, però, dopo 25 anni che sono leghista, tutte queste manifestazioni a cosa sono servite? A farne un'altra. Io in questo arco di tempo ho perso anche 2 fratelli, sono passati a miglior vita, erano grandi leghisti e non hanno visto nulla. Vorrei fare anch'io la stessa fine. Fino adesso non si è visto nulla, zero. Fuori che delle grandi carriere ai nostri politici, anche meritate, per amor di Dio. A Maroni, a tutti, insomma. L'ultimo è Salvini, avrà una grande carriera anche lui davanti. Ma poi per noi che votiamo, nulla. Ciao. Grazie. Insomma, la Scozia ci ha messo 300 anni e non ce l'ha fatta. L'Irlanda ce l'ha messi 700 e ce l'ha quasi fatta perché un pezzettino è ancora là. Io posso capire lo scolamento, ma anche prima leggevo una lettera di persone che erano sul Po, di persone che hanno avuto una lunga militanza leghista, hanno avuto l'occasione, la voglia di militare, di partecipare a tante manifestazioni. Io penso che in 25 anni quantomeno abbiamo fatto una battaglia e una rivoluzione culturale, perché abbiamo fatto passare dei concetti che altrimenti non sarebbero mai passati. E poi scusami, per una battaglia così radicale come quella che comunque viene portata avanti dalla Lega Nord, e a me piace parlare di leghismo in senso anche più ampio, è già secondo me una grande cosa che queste battaglie, le stesse di 25 anni fa, siano ancora oggi le battaglie portate sulle gambe di persone che hanno anche magari anagraficamente 25 anni di meno dell'ascoltatore che ci ha appena telefonato, e che quindi portano avanti la battaglia. Quando si arriva alla fine, non si arriva mai alla fine, secondo me, a casa non si arriva mai, è il percorso che conta. Di certo si può fare di più e si farà sempre di più, si tenterà di fare sempre meglio, questo è sicuro. Però... Questa era bella, sai, questa era da tipo allenatore alla fine della no, è vero, si può fare sempre di più. La partita vince da quando 0-0. Tu fai un gol più degli altri. Prendiamo ancora una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Ciao Marco. Ciao. Sono Simone dalla provincia di Como. Ciao Simone. Sono io, 18 ottobre ci sarò, io e anche mio padre. Siamo stati anche a Cittadella. Grandi. E ogni anno andiamo a Pontida e io dico sempre, Maimula, quello che ha telefonato prima non si deve arrendere. Maimula, cazzo, grazie, dai. Grazie mille. Sono chiamati sostenitori noi. Grazie mille. Vabbè, insomma, poi è anche giusto che ogni tanto ci sono gli indomiti, poi ci sono i più riflessivi, no? Magari quello lì, adesso io non lo conosco bene, però ci sono quelli che hanno dei momenti di scoramento e magari tra 3 giorni è più agguerrito dei più agguerriti, perché ci sono anche quelli che hanno un umore così un po' altalenante. Prendiamo ancora un paio di telefonate prima del giornale radio. La domanda che vi facciamo, soprattutto ai veterani di 1000 manifestazioni leghiste e non, è un episodio, però va bene raccontarci che eravate a Roma, che eravate sul Po, però per me e per il bordo che non c'eravamo, cercate di raccontarci, se vi riesce, se avete voglia, un episodio, un flash che anche noi che non c'eravamo possiamo immaginare. Quello che raccontereste ai vostri nipotini, o che raccontate ai vostri nipotini davanti al camino, esatto, quando avrete 70-80 anni, o se li avete, comunque. Noi accendiamo il camino. Esatto, quindi Pronto? Raccontateci. Pronto? Pronto, ciao, sono Cristina di Varese. Ciao Cristina. Ciao Marco, ciao Winchester. Allora, senti, io ho questo aneddoto. Io, d'accordo, c'ero a Roma e è stata una cosa grandiosa anche perché io ero davanti, in pole position tenevo lo Station Evolution, quindi era già una cosa bellissima. Ma il più bello è stato quando siamo arrivati proprio in piazza e un gruppo di forze dell'ordine, poliziotti, non ricordo bene, ma era un bel gruppetto, si avvicina al mio di gruppetto dicendo che quando manifestiamo noi loro non servono, perché noi siamo talmente democratici
non facciamo casini, siamo bravi, che loro non servirebbero, cioè erano lì ma erano certi di non dover intervenire, ecco, insomma. Questo devo dire che insomma mi ha fatto molto piacere. Ecco Cristina, io colgo l'occasione del fatto che sei proprio tu a chiamare, però per raccontare come a volte le forze dell'ordine servono, e tu hai vissuto un episodio non gravissimo, però che dà un po' il conto di certe cose che succedono alle manifestazioni, in cui i militanti della Lega sono più che pacifici, ma poi succedono magari anche delle scaramucce con persone che pacifiche non sono, anche se in teoria si mascherano dietro quel pacifismo. Sì, succedono, ma secondo me sono sempre comunque casi un po' isolati, ma cercano sempre di farci fare la figura dei bruti cattivi, no? Poi alla fine per parlare male. È chiaro certo. Che insomma si cerca sempre di non accettare provocazioni e la maggior parte della gente la fa, però quando ci vuole, perché se ne becchi uno da parte, al chiaro oscuro secondo me va anche bene così, però ti dico, questa secondo me, guarda, era stata proprio una cosa bella, ma detta in modo sincero, capisci? Sincero. Sono venuti lì proprio loro a cercarci dicendo questo, non siamo andati noi, capisci? Quindi la cosa certo. Mi è piaciuta. Io al 18 ci sarò con penso una decina di persone, sono già una bella lista. Grazie mille Cristina. Buon lavoro a tutti. Grazie mille. Prendiamo velocemente un'altra telefonata e cogliamo l'occasione, se riusciamo, di farvi ricordare uno provocatore piuttosto noto. Io dico come esatto, vediamo se abbiamo il tempo. Prendiamo una telefonata molto veloce e poi cerchiamo il provocatore e vediamo se ve lo ricordate. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Francesco da Cassano Primo. Ciao Francesco. Ciao, volevo dire a quel signore là che ha detto che sono 25 anni e noi cosa abbiamo avuto, non abbiamo avuto niente di qua e di là, che anch'io per un certo periodo avevo perso un po' le speranze, ma quando c'è Matteo Salvini mi si è aperta una luce nuova e io il 18 ci sarò a manifestare con voi. Grazie. Vi ringrazio e saluti. Grazie mille. Adesso non so se riusciamo, perché era veramente una chicca. Allora, se riusciamo dopo la pubblicità vi promettiamo che ve lo facciamo sentire, però volevo comunque parlarvene. Non so se ricordate la manifestazione dell'anno scorso, quella a Verona, in solidarietà agli indipendentisti arrestati, e su vari quotidiani online, La Repubblica mi pare, erano apparsi questi video di un provocatore, palesemente un provocatore, che quel giorno di grande tensione, ricorderete, c'era stata l'inchiesta sugli indipendentisti, il nuovo Tanco, gente che era all'ergastolo, in isolamento, Matteo Salvini che aveva lanciato una manifestazione di impeto, e in mezzo a questa piazza rovente si era presentato questo giovanotto con una bandierina italiana e diciamo il chiaro intento, provocando tutti intorno a sé, di farsi probabilmente menare. Forse era il suo sogno, cosa che poi non successe. E se dopo riusciamo a mandarvi quell'audio, secondo me è la più grande testimonianza di come la pacificità del manifestante leghista, che veramente, se quella volta non è passato dalle parole, che neanche sono volate poi così gravi, alle maniere forti, vuol dire che non succede, è impossibile che succeda, perché veramente era il contestatore più odioso della storia dei contestatori. Sì, incredibile. Comunque, se lo troviamo forse lì sopra, però tanto ve lo facciamo sentire dopo la pubblicità. Adesso bando alle ciance, continuate a mandare gli sms al 346 642 7756 per dire che ci sarete a Milano il 18 ottobre, continuate a telefonare allo 0266 234 234 per capire come esserci a Milano, con quali mezzi, come meglio spostarsi. Ma ora uno sguardo alla attualità con il GR, la pubblicità e poi torniamo qua. Difendiamo i confini. Stop invasione. Sabato 18 ottobre, Milano. Ci troviamo